Motor Show 2018, una domenica di sole in cui i vittoriesi hanno potuto apprezzare tantissimi espositori che lungo Viale della Vittoria hanno portato le auto ovviamente in esposizione. Tanti visitatori, siamo qui in compagnia di Egidio Barel, uno degli organizzatori di questa manifestazione, una manifestazione giunta alla 35esima edizione, giusto? Sì, noi ben 35 anni che portiamo avanti questa iniziativa che credo sia sempre una cosa positiva per Vittorio Veneto. Oggi è stata una giornata magnifica, abbiamo avuto un incremento nei confronti dell'anno scorso di un 30% delle concessionarie presenti, quindi direi che è stato un successo. Ecco, diamo un po' di numeri, quante auto più o meno c'erano esposte quest'oggi in Viale della Vittoria? Quest'anno avevamo 90 mezzi esposti, mancavano alcune concessionarie per vari motivi, però diciamo che siamo non sui numeri ancora degli anni passati, perché logicamente il momento è sempre un momento un po' particolare, però decisamente stiamo ritornando ai valori di una volta. A livello di partecipazione dei vittoriesi abbiamo visto veramente tanta gente uscire in questa domenica di maggio. Sì, difatti migliaia di persone, adesso non so quantificare, ma vediamo che a quest'ora tra l'altro teniamo presente che la gente si muove anche dopo il ciclismo, dopo il MotoGP e così. In questo momento qua c'è veramente una grossissima affluenza. Ecco, una manifestazione che porta in piazza, che porta sulla pubblica piazza tante persone, e è difficile però continuare a organizzare questi eventi. Ma sì, anche perché quest'anno purtroppo la burocrazia ti mette in ginocchio perché devi fare l'impossibile. Tra l'altro manifestazioni di questo tipo sei costretto a fare barriere per la gente, perché non puoi, per la sicurezza è diventato veramente una cosa molto molto difficile. Molto impegnativa, quindi il nostro applauso va agli organizzatori che tengono duro, possiamo dire che vanno avanti. In piazza quest'oggi c'erano anche le scuole di ballo, c'è spazio ai giovani, abbiamo visto tanti giovani ballare su un palco importante. Diciamo che le scuole è una cosa che diamo da 4-5 anni lo spazio, perché riteniamo giusto che cosa c'è a Vittorio Veneto, è giusto mettere in piazza, farlo vedere, far conoscere. Logicamente ci sono alcune delle scuole di Vittorio, però vedo che con passione ogni anno vengono volentieri, quindi credo sia positivo anche questo. Quindi bisogna continuare su questa strada, ancora di più, ancora meglio, magari con una partecipazione un po' corale da parte anche di altre realtà. Ma logicamente per me rimane sempre un punto un po' particolare il fatto di ritornare col concorso di bellezza. Sarebbe una cosa molto bella, anche perché però non ci sono ancora i tempi giusti per riprendere questo tipo di iniziativa, quindi confido però di poterlo fare a breve. Chi può dirlo, chi può dirlo? Ci auguriamo di poter continuare su questa via. Intanto complimenti per l'edizione 2018 del Motor Show e si andrà avanti. Senz'altro, sicuramente sì. Ecco, un piccolo appunto che purtroppo è da sempre. L'unica cosa che non c'è la partecipazione dei commercianti vittoriesi, che purtroppo non c'è negozio aperto, quindi è un rammarico che praticamente si pretenda sempre di avere la gente che va in negozio, però quando c'è l'opportunità con migliaia di persone di non avere le porte aperte. Questa è una cosa che fa un po' di rammarico. È questo. Io da anni porto avanti questa battaglia anche quando c'è stata la crisi più forte per quanto riguarda il settore, però i commercianti dovrebbero fare la loro parte soprattutto in queste manifestazioni. E speriamo che nei prossimi anni appunto ci sia così un'unione di intenti per far vivere e rivivere Vittorio Veneto. Grazie Barel. Grazie a voi e buona serata.